Agosto è un periodo sicuramente di vacanza, come no, per tutti, però per quanto riguarda il calcio è uno dei periodi di maggior attività dell'anno. Paradossalmente la stagione prende quota, si avvicina all'inizio dei campionati. Lo ricordo che la Coppa Italia di Serie C prenderà il via a breve, il 21 di agosto. Avversario per la Calciolecco ancora da decidere, sappiamo insomma delle tante decisioni che dovranno prendere in merito ai ripescaggi, le riammissioni in Serie C. Ci sono ancora 5 posizioni da definire, quindi si andrà ancora un po' per le lunghe. Si spera effettivamente di partire con la Coppa Italia per quella data, già slittata rispetto a quella del 13-14 agosto. È sempre periodo di calciomercato, soprattutto di calciomercato. Sappiamo che la Calciolecco è attiva, seppur non a livello ufficiale, con annunci. Sappiamo che Lecco ha fatto tutto o quasi quello che doveva fare prima dell'avvio della stagione, quindi del raduno del 19 luglio dello stadio Riga Monticeppi, quindi raduno homemade con poi pranzo, cene in squadra e ritorno presso le rispettive abitazioni. Lecco che sta facendo gruppo, che fa gruppo già dalla colazione. Diciamo che gli over spesso e volentieri si radunano, si ritrovano in città prima della seduta mattutina, fanno colazione insieme, insomma tanti di loro si conoscono già e quindi hanno un rapporto che va oltre l'inizio di quest'annata, ma affonda già le radici alla scorsa stagione, se non per qualcuno addirittura anche a stagioni precedenti. Penso ai Lore, Gaglia, Lidio Colano che erano insieme a Monza e via via dicendo. C'è un Mastroianni che ritrova Battistini dopo le stagioni con la Propatria, quindi sicuramente dei momenti che sono importanti, che non vanno sottovalutati per quanto riguarda la costruzione di un gruppo che a oggi è molto giovane, che sicuramente da qui a fine stagione verrà integrato coi giovani, sì, ma anche con qualche over. Lo sappiamo che il Lecco aspetterà probabilmente gli ultimi giorni per cercare di capire se potrà fare qualcosa di importante, sempre facendo conto su quelle che sono le disponibilità economiche messe a disposizione dalla famiglia di Nunno, a cui sicuramente poco si può dire, perché fino a questo momento è stata costruita una squadra che sicuramente potrà dir la sua nel corso del prossimo campionato, a cui manca ancora qualcosina. Ovviamente mi riferisco all'out di sinistra difensivo, dove oggi sta giocando Enrici, dove oggi sta giocando Hermes Purro, che però comunque il cui ruolo è adattato. Lui è sicuramente un esterno a tutta fascia a livello di caratteristiche naturali, si sta adattando a quel ruolo. E allora partiamo da lì ad analizzare il calciomercato che potrebbe essere più che sarà, perché il che sarà avviene solo a firme messe, e quindi passare tra futuro e presente è veramente uno scarto molto difficile. Si ragiona sempre con il condizionale come tempo verbale principale per quanto riguarda le operazioni. A Lecco piace tantissimo l'idea di poter riportare Mattia Capoferri in blu celeste. I contatti tra Lecco e Brescia vanno avanti. Capoferri ha fatto un buon ritiro ad Arfoboario, ha ben impressionato, però il Brescia potrebbe decidere di mandare un altro anno in Serie C a maturare, tante le sue presenze nel corso della prima annata da pro, ovviamente con la maglia della Calciolecco. Capoferri che sicuramente rinnova il proprio contratto con il Brescia, ma poi potrebbe ritornare in terza serie. Sicuramente Fracchiola non vede l'ora di riconsegnarlo a mister Mauro Zironelli, e non a caso in quel ruolo ad oggi è stato fatto abbastanza poco. Oltre alla cessione di Christian Kautz abbiamo detto l'arrivo di Patrick Enrici, contratto biennale da svincolato dopo la buona esperienza con la San Benedettese, per quanto tumultuosa a livello societario. Detto di Capoferri, che sicuramente potrebbe giocare anche largo a sinistra, lì dovrebbe rimanere Luca Giudici, valutato in corso di queste settimane da mister Mauro Zironelli, molto bene ieri nell'amichevole con il Leon, 2 assist e un autogol procurato, quindi sicuramente Luca può essere una pedina ancora bluceleste, nonostante si sia sicuramente parlato di una sua possibile nuova cessione al Monopoli. Diciamo che la possibilità c'era, che ci fosse questa possibilità, per meglio dire, era ormai assodato. Giudici
può essere comunque un giocatore ad oggi confermato per quanto riguarda lo scacchiere di mister Mauro Gironelli, lui che eventualmente è impiegabile anche in un 3-4-3 nel tridente offensivo, anche se lo sappiamo in quella zona c'è un certo Simone Iocolano che piace a mezza Italia, è ovvio che sia così, è uno dei profili più in voga di questa categoria che è tornato ad azzannare soprattutto l'anno scorso con Lecco dopo 2 annate da comprimario. Per quanto possa sembrare strano, questo era sostanzialmente il suo ruolo in squadroni come Monza e Entella, dove erano quasi tutti comprimari, però diciamo la verità, ha talmente tanto talento a disposizione degli allenatori che il posto fisso non c'era per nessuno. Dicevamo di Iocolano a Lecco si trova bene, si vede, nelle amichevoli sicuramente non si tira mai indietro, anche con il Leon 45 minuti in cui ha fatto il suo sotto un diluvio universale che ha imposto a entrambe le squadre come prima cosa quella di non farsi male, perché comunque l'avvio della stagione è vicino per entrambe e quindi un infortunio oggi potrebbe anche condizionare tutta la stagione, perché se poi un giocatore parte in ritardo dovendosi fermare a metà strada, a metà preparazione, poi questo problema rischia di portarselo dietro per tutta la stagione. Iocolano che, perché no, potrebbe anche rinnovare. Questa è un po' la voce delle ultime ore. Lecco ci pensa non da oggi, non da ieri, da qualche settimana. Sarà un discorso che probabilmente andrà per le lunghe e non è detto che vada poi a buon fine, però sicuramente la zona non lontana da Lecco è un po' diventata la casa di Iocolano, che in Brianza ha messo radici e quindi potrebbe anche scegliere di diventare una sorta di bandiera, diciamo così, dei blucelesti, o comunque prolungare la propria esperienza a livello legale, a livello di contratto con la società bluceleste. Vediamo se questo avverrà, lo sapremo strada facendo, però l'idea c'è. Che poi si facciano in 2 questi matrimoni è cosa nota. E poi andiamo a vedere anche ciò che evidentemente non accadrà, non dovrebbe accadere. Dudu Magni effettivamente è sempre stato un obiettivo della Calciolecco, ve ne abbiamo raccontato. Lui da Catanzaro sicuramente andrà via, non è stato convocato per il ritiro e quindi è in lista partenti ormai veramente da tempo. Dopo l'annata in prestito, Lecco avrebbe avuto la voglia di confermarlo, sulla però necessità di trovare un accordo economico che è chiaramente andata per le lunghe. Si è inserito in questi giorni il Gubbio, pronto a offrirgli un biennale e quindi pronto anche a strapparlo alla concorrenza. Magni è un profilo che in Serie C piace inevitabilmente, comunque Lecco ha avuto un'annata di alti e bassi che hanno seguito quelli della squadra a livello generale, grandissimi acuti come i 2 derby e anche dei bassi per lui che a Lecco non ci è nato ma ci è cresciuto e ha mosso i primi passi da calciatore, quindi ci sarebbe anche rimasto volentieri, però le leggi del mercato sono un po' queste. Guardiamo infine al centrocampo, diciamo che l'infortunio occorso a Giorgio Galli, per quanto poteva essere grave, invece ha fatto tirare un bel respiro a tutti, un bel sospiro di sollievo, a lui in primis. Fortunatamente non è una recidiva della lesione al legamento crociato sinistro che aveva accusato l'anno scorso durante Lecco Novara di novembre, ma è un infortunio di sicuramente minor entità. Tornerà in campo presto, fortunatamente, e non obbligherà Lecco a dover fare 2 investimenti a centrocampo per quanto riguarda il reparto centrali, ma probabilmente si cercherà di inserire ancora qualcosa di over in corso d'opera. Sempre da tenere sott'occhio il ginocchio di Marco Moleri, che da qualche anno dà un po' di fastidio. Non a caso con Atalanta e Leon non è stato impiegato, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo con la Casatese sabato alle ore 17 o se si andrà direttamente a Lecco Reggiana, che come avete potuto apprendere dai nostri canali, da lcnsport.it, si disputerà venerdì. Si entrerà, 1 migliaio di biglietti a disposizione con il Green Pass che è entrato in vigore oggi e quindi
aprirà un po' la strada al ritorno negli stadi tanto agognato dalle società, tanto agognato soprattutto dai tifosi. L'abbiamo visto anche con Leon, un drappello di ultras che è arrivato a Vimercate, ha cantato, ha sparato, come diciamo in gergo, fumogeni e torce, si è fatto sentire, poi insomma il diluvio ha cancellato anche un po' l'entusiasmo e ha costretto tutti ad andare a casa anzitempo e ha reso impossibile anche per quanto ci riguarda le riprese televisive, dato che la tribuna era scoperta e obiettivamente era un po' impossibile per tutti svolgere correttamente il lavoro vista l'elettronica che influisce. Sempre per stare sul mercato, fascia di destra, Ercolano è molto più di un'idea, ma lo è veramente da maggio, perché il Lecco ci lavora da tantissimo tempo. Decide la Samp, Ercolano ha svolto il ritiro con la squadra blu cerchiata a Ponte di Legno, sicuramente un prospetto che alla Samp piace moltissimo. A 15 anni abbondanti è stato convocato in Serie A, è stato il più giovane blu cerchiato a far capolino nella lista convocati della prima squadra blu cerchiata. Difficile che rimanga nella rosa della prima squadra, difficile altrettanto che rimanga in primavera. Lui che ha 18 anni, un classe 2002, va per i 19, potrebbe anche iniziare da Lecco la propria carriera. La concorrenza è folta, questo sì. La Juve Stabia sembrava veramente prossima a prenderlo, lui è stabiese tra l'altro, quindi ci sarebbe anche un legame territoriale. C'è anche il Teramo, vedremo un po' quale sarà la strada. Certo è che al Lecco Ercolano piace molto e quindi potrebbe essere l'alternativa a Masini sulla fascia di destra, dove comunque si è sempre valutato anche il profilo di Gianmarco Nesta, che era anche in procinto di andare alla Feralpi Salò, poi trasferimento che sembra non essere stato finalizzato. Vedremo, ci sono anche altre situazioni da valutare, c'è quella di Siaka Aidara che però ad oggi sembra un profilo più inserito nel reparto attaccanti, quindi nei 2 trequartisti si sta tra l'altro mettendo anche in buona luce lui che è entrato in forma al giorno 1 di raduno. E vedremo poi insomma Lecco cosa riuscirà a fare. L'idea di mettere qualche altro tassello c'è, vedremo se ci sarà il budget per arrivare a Manuel Sarao nel ruolo di punta centrale. In quel caso sarebbe in bilico chiaramente anche la posizione di Ferdinando Mastroianni, ma arrivare a Sarao è difficile perché il Catania non ha tutta questa voglia di lasciarlo andare. Sicuramente si dovrà arrivare a un secondo portiere, dato che Puls è uscito, è andato alla Leon, ha giocato bene proprio ieri contro la squadra che gli ha dato gli ultimi anni di formazione giovanile. Ferrara è tornato alla Casatese dopo l'ottima, complessivamente parlando, prima annata in Serie D, e quindi il Lecco non può rimanere con dei giovanissimi a far da vice Pissardo, ma dovrà andare a mettere qualcosa anche alle spalle del confermato classe 98 che, ricordiamo, già da un mesetto ha firmato un agognato contratto di natura biennale. Per il resto vi terremo aggiornati su lcnsport.it e quindi continuate a seguirci. Buone vacanze per chi c'è e sempre forza Lecco.